La musica dell'organetto di Gabriele Mura e su Balluttundu, eseguiti in piazza Sebastiano Satta a Nuoro, hanno chiuso le celebrazioni in occasione del Sadies Sardigna, una giornata che intende ricordare la rivoluzione del 28 aprile del 1794, quando i sardi, di fronte all'ennesimo rifiuto dei Savoia di accogliere alcune rivendicazioni politiche, decisero di affrontare i piemontesi. Una rivolta terminata con la cacciata del viceré Balbiano e di tutti i nobili continentali dall'isola. Un episodio che segna la rinascita di una coscienza nazionale sarda, cui faranno riferimento tutti i padri dell'autonomismo. Anche per questo la Regione, attraverso l'assessorato alla cultura, quest'anno ha voluto ridare lustro a Sadies Sardigna, concentrando gli eventi nei capoluoghi storici sardi ad Alghero. E Nuoro ha proposto un programma di eventi che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, la nostra emittente, l'ISRE, il Museo Man e la Biblioteca Satta. La proiezione del film Capo e Croce al Museo del Costume, la mostra sulla costante resistenziale sarda al Museo Man e l'apertura della Casa Museo di Grazia Deledda sono stati alcuni dei pezzi forti del programma di eventi. Ieri pomeriggio poi l'intervento di Natalino Piras e Emanuele Mureddu, che hanno voluto dare il proprio contributo alla rievocazione e spiegazione di un evento lontano. Un appuntamento che è stato ospitato nei locali del ristorante Monti Blu, che si affaccia in piazza Satta, sede originaria dell'evento. Un luogo simbolico dedicato al Vate di Barbagia, ideato da Costantino Nivola, un altro grande artista. Nel suo intervento Emanuele Mureddu ha affrontato il tema delle conseguenze del Sadies Sardigna sui rapporti tra la nobiltà piemontese e sarda, decretandone la separazione definitiva e segnando l'ascesa della borghesia. Una lettura dinamica dei moti rivoluzionari sardi che non guarda al passato ma per i riflessi che ebbe sulla successiva storia sarda. È stato questo il filo conduttore dell'intervento di Natalino Piras, che si è soffermato sulla figura di Giovanni Maria Angioi, alternos del viceré, simbolo di quella rivoluzione antifeudale incompiuta che assumerà un valore simbolico non solo per i rivoluzionari ma anche per i giovani sardi del battaglione etnico Gian Maria Angioi che combatté per la Repubblica di Salò a fianco dei nazisti. Sadies Sardigna 2015 va in archivio, al di là di tutto va sottolineata la sua importanza per far scoprire ai sardi una pagina dimenticata della propria storia, sepolta per anni sotto secoli di storia italiana. Insomma, non è che gli intendere.